L'odissea di una ragazza di Portogruaro per le violenze, minacce e vessazioni continue del fidanzato violento. La giovane era arrivata a perdere 30 kg per la malnutrizione e a smettere di lavorare. L'uomo arrestato. Autonomia, giorni decisivi, la Lega spinge per il via libera, out al Movimento 5 Stelle per sbloccare gli ultimi ostacoli. Il Premier Conte dice serve il passaggio in Parlamento. Zaia, basta bugie dal sud. Rapina all'ufficio postale di Campalto, in azione un bandito armato di pistola, la polizia riesce a bloccare il malvivente ed arrestarlo. Lo shock, la rabbia dell'avvocato trevigiano in balia dei rapinatori assieme alla moglie della sua abitazione, va cambiata la legge e dice così non si può vivere. Ucciso nel giro di una settimana da un misterioso virus, vittima un medico padovano, era arrivato all'ospedale pensando di essere stato colpito dall'influenza. Alcuni massi si staccano dalla parete rocciosa cadendo sulla strada regionale della Val Zoldana e Val Cellina, fortunatamente nessun veicolo passava in quel momento. La storia della 21enne trevigiana Emma Della Libera è iscritta all'Università di Trento per diventare ricercatrice e studiare la malattia rara che le è stata diagnosticata quasi 10 anni fa. Al via da stasera ufficialmente il Carnevale 2019 a Venezia, sorridono gli albergatori, hotel già pieni al 90%. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, la cronaca, in primo piano è una storia terribile di violenza domestica, la violenza di un 24enne straniero nei confronti della sua giovane fidanzata. Siamo a San Michele al Tagliamento, una odissea, un incubo per questa ragazza arrivata, pensate, per non solo le violenze e le botte, ma anche per le vessazioni, le umiliazioni e la malnutrizione, a perdere 30 kg e poi anche a smettere di lavorare. Fortunatamente l'intervento della polizia ha chiuso questo incubo durato 2 anni, un incubo che ci racconta al telefono la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno, è l'ennesima storia di violenza contro una donna, quella che vi raccontiamo oggi, perché i poliziotti del commissariato di Portogruaro hanno arrestato uno straniero di 24 anni residente a San Michele al Tagliamento, gravemente indiziato dal reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravato perché commesso sotto la cronica alterazione da assunzione di droga. Nei confronti del giovane anche le accuse di minaccia aggravata e tentata estorsione. La vittima è la compagna del 24enne, una giovane donna di Portogruaro sottoposta per anni a violenza fisica, minacce e mortificazioni psicologiche tali da indurre la ragazza all'isolamento forzato dalla famiglia e a privarla di una regolare alimentazione, circostanza che l'ha vista perdere, riferisce alla polizia, quasi 30 kg di peso. Assistere impotente a tali crudeltà anche la madre del 24enne che viveva con la coppia e che sotto minaccia era costretta ad andare a prelevare soldi al bancomat pena la prosecuzione della violenza nei confronti della ragazza, che a un certo punto non è più stata in grado di andare a lavorare a causa degli ematomi e dei dolori fisici su tutto il corpo che erano cagionati da botte anche con una cinghia, una cintura dei pantaloni. Il 24enne ora si trova in carcere a Pordenone. È tutto. Grazie a Tiziana Bolognani. Ritorneremo con la cronaca fra pochissimo, adesso però torniamo a parlare di autonomia. C'è fibrillazione sempre più alta tra Lega e Movimento 5 Stelle, ora che i giorni si fanno davvero decisivi per sbloccare quegli ultimi ostacoli che ancora ci sono, che ancora permangono per avere il via libera. E poi c'è ovviamente la richiesta del passaggio in Parlamento che è arrivata ieri dal Presidente della Camera, ma poi è arrivata anche dal Premier Giuseppe Conte, e continua invece la battaglia del Sud a cui il governatore Luca Zaia replica con uno sfogo amaro. Sentiamo. Da una parte la Lega che preme per l'ultimo miglio, dall'altra il Movimento 5 Stelle che sottolinea sì, ma quest'ultimo miglio va fatto bene assieme al Parlamento. In mezzo il Premier Giuseppe Conte che sposa la linea del passaggio in Assemblea. Ce n'è abbastanza per aumentare la fibrillazione di governo, se è vero, come trapela da ambienti leghisti a Roma, che Matteo Salvini sarebbe pronto a far saltare il governo se a breve non sarà dato il via libera. Uno scacchiere però nel quale entra gioco forza il comportamento dei pentastellati nel caso dell'autorizzazione a procedere contro lo stesso Salvini per il caso di Ciotti. Intrighi e incroci romani, mentre in Veneto lo sfogo del governatore Zaia va di pari passo con gli attacchi del Sud. Cosa le sta dando più fastidio in questi giorni? Le bugie
perché se tu sei al sud e al sud va male, dovresti essere così sincero da dire ai tuoi cittadini che il male di oggi che sta vivendo il sud, e a me dispiace, non è per causa dell'autonomia del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia Romagna, perché noi non ce l'abbiamo l'autonomia. La verità è che la classe dirigente del passato ha governato male il sud, e forse anche qualcuno del presente, e questo mal governare poi fa pagare il conto ai cittadini, che sono le uniche vittime di questo sistema. I cittadini del sud devono chiedere l'autonomia per le loro regioni, e lì vanno al vedo e verificheranno se ci sono sprechi o no. Nel mirino c'è soprattutto quel Vincenzo De Luca che proprio nelle ultime ore ha sparigliato le carte con un colpo di teatro. Oggi formalizziamo la richiesta di autonomia differenziata anche per la Regione Campania, augurandoci ovviamente che rispondano. Abbiamo chiesto un mese fa di essere associati alla discussione che riguarda il Veneto, la Lombardia e l'Emilia, per una ragione molto semplice, che le decisioni di finanza pubblica che si prendono per queste tre regioni. Immediata la replica del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie. Dalla Regione Campania risulta agli atti una richiesta del febbraio 2018 nella precedente legislatura che non precisa gli ambiti e le materie per cui attivare la richiesta. Insomma, una richiesta generica, quando invece il Veneto, per aprire la trattativa, aveva spedito a Roma una valanga di documenti, compresa la proposta di legge statale di iniziativa regionale varata dopo il referendum del 22 ottobre 2017. Dunque la schermaglia resta, le proteste restano, in attesa degli sviluppi dei prossimi giorni, con uno Zaia sempre più deciso però a far valere le ragioni di un percorso iniziato con le urne. L'istanza popolare non è un pensiero di Luca Zaia, ma è un'istanza del popolo fatta con un referendum regolare, e quindi penso che è giusto che ci sia un dibattito, è una grande riforma. La cronaca, torniamo alla cronaca adesso con il blitz della polizia che è riuscita a rintracciare e ad arrestare un uomo che aveva appena messo a segno una rapina a mano armata in un ufficio postale a Campalto, nella zona della terraferma veneziana. La pistola e la refurtiva sono state recuperate dalla polizia in questo momento. In Questura Venezia una conferenza stampa sta spiegando il blitz immediato della polizia che ha consentito di rintracciare questo rapinatore che aveva scombinato, ovviamente aveva seminato il panico nell'ufficio postale con la sua irruzione armato di pistola. Panico e paura che ancora vive la famiglia dell'avvocato Alfredo Scarpa Gregori, che insieme alla moglie è rimasto in balia 2 notti fa della violenza di 4 banditi che hanno assaltato la villa. Lo abbiamo raggiunto al telefono, ancora sotto shock evidentemente insieme alla moglie. Allora risentiamo, vi riproponiamo le drammatiche parole dell'uomo, non solo su quei momenti terribili ma anche sui suoi pensieri sulla sicurezza. Avvocato, ha passato dei momenti terribili, come sta adesso lei, come sta sua moglie? Ci ha cambiato la vita, lo assicuro. Mia moglie purtroppo quando ci pensa trema, proprio trema, sta zitta, si siede, si mette a tremare, e dopo in qualche maniera cerchiamo di distrarla. Purtroppo non dormiamo perché siamo molto preoccupati, siamo tristi, siamo preoccupati, siamo tristi, siamo... È come dire, è come avere un malessere dentro, come avere una nuvola nera. Io sono pieno di botte, ma vabbè, passeranno, non è quello, non ho rotto niente. Ho preso poca roba sul dito, mi ho preso una botta forte sull'anulare, ma non è quello, siamo molto tristi. Quanti erano i banditi? Cosa le dicevano? Erano 4. armati? Uno era armato della pistola, gli altri erano i cacciaviti, quelli della beta, quelli col manico arancione, quelli lunghi come un avambraccio. E quando prendevo le botte, che facevo, stai zitto, stai zitto, ti ammazzo, e giù botte, e facevo, cioè, prendevo una botta, e facevo, e quindi stai zitto, e giù botte ancora, cioè, roba assurda. Uno aveva la pistola? Uno aveva la pistola. Gliel'ha messa proprio... Sotto il naso 2 volte. Cosa le hanno portato via? 4 orologi di cui 3 erano di mio padre, uno mio in acciaio, la fede di mia moglie e basta, un po' di soldi, ma non è che ci fosse granché. Hanno cercato una cassaforte? Ce n'erano 2, le abbiamo aperte tutte e 2, che tengo documenti riservati, e cercavano soldi, oro, soldi di che? Cioè, mica faccio il commerciante io. Io ho avuto paura
per mia moglie, ma la fortuna è stata che mentre io venivo picchiato e mi lamentavo, loro per farmi sta zitto e per controllarmi si sfogavano su di me. Lei vive nella sua villa di famiglia a Sant'Antonino, si sente ancora sicuro dopo quello che è successo? No, non mi sento sicuro, ho molto timore. Io temo che non ci sia una situazione buona, ma non dipende da nessuno, cioè in assoluta sincerità, non è che dipende dall'amministrazione comunale, men che meno dipende dalle polizie e carabinieri che hanno fatto il massimo per esserci una legislazione più punitiva dei reati, perché io penso che questi qua non erano la prima volta che facevano queste cose, magari pure erano dei precedenti. Se sono stranieri, a mio parere, che mi pareva questi fossero stranieri, bisognerebbe identificarli, bisognerebbe prendere le impronte digitali, bisognerebbe prendere il DNA, bisognerebbe fotosegnalarli, cioè avere una situazione di sapere la gente che c'è. Io ritengo che i legislatori dovrebbero prendere, ad esempio, legislazioni più stringenti, più efficaci come quella degli Stati Uniti. Non si può andare avanti così, cioè negli Stati Uniti se uno combina determinati tipi di reati non esce. Alcuni grandi massi questa mattina si sono staccati dalla parete rocciosa cadendo sulla sottostante strada regionale della Val Zoldana e Valcellina, nei pressi dell'abitato di Palafavera. Nessuno per fortuna stava transitando lungo il tratto interessato dal crollo, squadre di Veneto Strade sono intervenute per liberare la carreggiata dai macigni e per mettere in sicurezza la parete rimuovendo altri massi pericolanti, operazioni che però hanno reso necessaria la parziale chiusura della strada dove è possibile transitare per ora solo a senso unico alternato. Appena 2 settimane fa, lo ricorderete, il 2 febbraio un altro enorme macigno roccioso si era staccato precipitando sulla strada ad Agordo, schiacciando una macchina e sfiorando di pochissimo una abitazione. E ora torniamo a parlare dell'efferato delitto dell'Arcella con altri particolari inquietanti che emergono dall'autopsia. Ha cercato di difendersi con tutte le forze, ma è morto sotto i colpi inferti con una violenza inaudita. Sono 60 le coltellate che Sanjay Budvar, indiano di 36 anni, accusato di omicidio, ha inferto al connazionale Oshar Singh, ucciso domenica scorsa all'interno del residence Ibisco all'Arcella. La vittima è deceduta a causa di uno shock emorragico, questo ha rivelato l'autopsia sul corpo. Singh si sarebbe difeso, sulle braccia ci sono infatti segni evidenti di un tentativo di allontanare da sé la furia omicida del coinquilino, che per ammazzarlo ha utilizzato un coltello da cucina. Numerosi sono stati anche i fendenti alla gola. Il 45enne indiano quindi non è morto subito, ma ha avuto il tempo di capire quello che gli stava accadendo e ha cercato disperatamente di salvarsi. Budvar ora si trova in carcere. Mercoledì scorso il giudice per le indagini preliminari, Margherita Brunello, ha convalidato il fermo richiesto dal pubblico ministero Andrea Girlando. Budvar ha confessato di aver ucciso il connazionale che viveva con lui da 10 giorni, ma ricorda di avergli dato solo qualche coltellata. Non ha mai spiegato invece il movente che l'ha spinto ad uccidere, anche se la procura ritiene che dietro a questo omicidio ci siano ragioni legate all'appartenenza a diverse fazioni politico-religiose indiane. L'arrestato è indagato anche per i reati di tentato omicidio del pakistano vicino di casa e di incendio doloso appiccato alla vittima dopo le coltellate per distruggere le prove a suo carico. Sempre dal Padovano, lo shock a Vico d'Arzere per la scomparsa di un noto medico della zona, a stroncarlo in pochi giorni un virus ancora misterioso. Ucciso nel giro di una settimana da un misterioso virus, Salvatore Albanese, conosciutissimo in provincia di Padova per la sua attività di medico, fu tra l'altro tra i primi in Italia a curare l'accoglienza ai familiari dei pazienti e impegnarsi in un'organizzazione di volontariato che gestisce un network di case d'accoglienza, è scomparso dopo appena 6 giorni di malattia. Era arrivato all'ospedale di Cittadella pensando di essere vittima di un attacco influenzale. Poche ore dopo, un rapido peggioramento delle sue condizioni aveva reso necessario un trasferimento in rianimazione. Sul suo corpo è stata disposta l'autopsia. Il decesso potrebbe essere stato causato da un'infezione batterica particolarmente aggressiva. A Vico d'Arzere, dove Albanese lavorava come medico di famiglia, il sindaco Adolfo Zordan sta valutando di proclamare il lutto cittadino. Adesso a Vicenza, anzi o meglio a Padova, ma le protagoniste sono le mamme vicentine No Fuss con un importante appuntamento in queste ore. Sentiamo.
L'acqua contaminata da PFAS arriva al cospetto dell'OSCE, l'Organizzazione Europea per la Sicurezza e la Cooperazione. Una delegazione di mamme no PFAS e dei genitori attivi sta incontrando in queste ore a Padova i delegati dell'organizzazione di cui fanno parte 57 Stati, molti di più di quelli appartenenti alla Comunità Europea. Tra gli obiettivi dell'OSCE c'è il raggiungimento di alti livelli di sicurezza sociale e ambientale. Le mamme hanno denunciato il noto caso di contaminazione da PFAS di uno dei più grandi bacini acquiferi d'Europa, come privazione del diritto di accesso a un'acqua potabile pulita e di qualità, sancito dall'ONU nel luglio 2010. Hanno chiesto che l'OSCE si faccia carico di questa prevaricazione, dato che, hanno sottolineato, l'inquinamento dell'acqua da PFAS ha messo in grave pregiudizio la salute e quindi la sicurezza di 800.000 persone in Veneto. Adesso la storia della 21enne trevigiana Emma Della Libera, iscritta all'Università di Trento per diventare ricercatrice e studiare la malattia rara che le è stata diagnosticata quasi 10 anni fa. Con la mamma sempre al suo fianco da ragazzina aveva raccontato in libri e serate la sua malattia rara, poi diventata grande aveva deciso di iscriversi all'università per diventare ricercatrice e studiare in prima persona l'atassia di Friedrich. Credo nella scienza e ho capito che la mia passione mi consentiva di pensare come migliorare le terapie per tanti problemi che sono scritti nel nostro genoma. Se non la faccio io, ho pensato, chi altro deve mettersi in gioco? Lei è Emma Della Libera, oggi 21enne, di Vascondi Carbonera. La sua malattia genetica le è stata diagnosticata quando di anni ne aveva 12. Per cercare di conoscerla in tutti i suoi aspetti, per mettersi dall'altra parte, quella dei ricercatori che lavorano ogni giorno per offrire ai pazienti la possibilità di un'esistenza migliore, 2 anni fa si è iscritta a Scienze e Tecnologie Biomolecolari al CIBIO, il Centro di Biologia Integrata dell'Università di Trento. La famiglia della studentessa ha creato l'associazione Ogni Giorno per Emma, che con l'Associazione per il Sorriso di Ilaria Montebruna ha donato 345.000 euro alla campagna correttore genomico dell'Ateneo Trentino. Altri 112.000 sono arrivati da donazioni di gente comune, sull'onda anche della presentazione nel 2018 del correttore genomico, scoperta proprio dell'Università di Trento, che ha aperto nuove strade a possibili cure. Un imprenditore milanese, infine, nonno di una bimba affetta dalla sindrome di Cornelia de Lange, appena saputo della scoperta fatta a Trento, ha offerto altri 336.000 euro. Un lavoro, quello dei ricercatori, che dà speranza, e anche per questo Emma vuol farne parte. Complimenti ad Emma e complimenti anche a Nasi Manu, il 30enne asso della Benetton Rugby della Nuova Zelanda, perché arrivano notizie decisamente positive sul suo stato di salute. Lo scorso agosto, lo ricorderete, fu costretto a fermarsi perché gli venne diagnosticato un tumore all'apparato urogenitale. Operato sottoposto a chemioterapia allo IOF di Padova, la terza linea biancoverde ha risposto bene alle terapie e ora, come comunica la società, potrà riprendere gradualmente l'attività sportiva seguendo allo stesso tempo un programma di controlli medici periodici. Tutti i suoi compagni, come vediamo nelle immagini, si rasarono per solidarietà con il giocatore, con il loro compagno di squadra, appunto, che era sottoposto alla chemioterapia. Durante questo periodo difficile, ha detto il giocatore, non avrei potuto essere più supportato. Questa esperienza segnerà la mia vita per sempre, non dimenticherò mai tutto ciò che avete fatto per me, vi sono riconoscente e spero presto di tornare in campo. Una bella vicenda di sport e di umanità. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Andiamo a Bassano per parlare dei lavori sul Ponte Vecchio, con il comune che ha realizzato un video in time lapse per mostrare la prima parte di questi lavori, le 48 ore del delicato sollevamento della struttura. Vediamo. In 2 timelapse, sia video velocizzati, è registrato il momento del sollevamento del ponte durato circa 2 giorni, con il recupero di 12 e 25 cm delle campate che sono riusciti a raddrizzare visivamente la struttura. Non aspettatevi, dato che non parliamo di metri, ma i tecnici parlano sempre opportunamente di millimetri, immagini impressionanti del sollevamento della pancia, ma concentratevi soprattutto sulla parte centrale, che vi facciamo appositamente passare un paio di volte. Riuscirete a cogliere movimenti dapprima impercettibili, che poi alla fine sono stati ben visibili
visibile ad occhio umano, ma qui parliamo di un ritmo di circa 10 mm all'ora per sollevare 90.000 kg alla volta tra stilata a stilata, per un totale di 180.000. Ora passiamo alla visione laterale, da cui si può apprezzare il sollevamento. Anche qui con grande sensibilità conviene fare attenzione alle linee rette nella parte sotto del ponte. Alla fine, quando arriva la nuvola a cambiare le condizioni di luce, il ponte apparirà effettivamente in via di raddrizzamento. I lavori intanto proseguono con le opere che si stanno concentrando sui cosiddetti pali di rostro da posizionare grazie agli appositi fori che si stanno facendo nel terreno, perché i lavori di cantiere più seguito in Veneto in questo periodo ora prevedono un altro pezzo forte, la ricostruzione integrale della struttura portante ben piantata nel letto del Brenta, che dovrà reggere le brentane future senza far rimpiangere gli illustri legni del passato. Altri lavori stavolta a Cittadella, ma parliamo di restauri, il restauro di Palazzo Pretorio, uno dei più interessanti palazzi rinascimentali veneti, e il nuovo restauro sta svelando sorprese sulla facciata, una sorta di linea di confine tra 4 e 500, vediamo. Andiamo a vedere da vicino, proprio camminando sui ponteggi, quello che è il delicato passaggio tra il 400 e il 500 sulle facciate di Palazzo Pretorio a Cittadella. Per nostro sorpresa abbiamo trovato, oltre agli affreschi che ci aspettavamo, anche dei nuovi affreschi, quindi abbiamo deciso, prima di togliere le impalcature, di dare l'opportunità ai cittadini, ai tecnici, ai turisti, a comunque chi fosse appassionato appunto di storia, di poter salire sui ponteggi, naturalmente con una visita guidata, e poter vedere da vicino il restauro e gli affreschi. La visita quindi insegnerà a tutti che la facciata di un palazzo è una membrana viva, palpita, respira, e da vicino si potranno vedere la delicatezza degli ornamenti con volute, con conchiglie, con foglie. Questa è la parte più inedita di tutto il palazzo, perché nascosta da una parete in mattoni che era stata posta davanti abbiamo avuto la possibilità di trovare una superficie pittorica del tardo 1400, che è del San Severino, e la superficie successiva del Malatesta. Abbiamo trovato questi simboli che sono ricorrenti all'interno delle facciate, sia anche in quella a sud che era già stata restaurata negli anni precedenti. Abbiamo avuto modo di trovare la costruzione, come venivano fatte le linee di costruzione per poi creare questi simboli rettangolari. Abbiamo un chiaro esempio della Serenissima con questo leone che abbiamo restaurato completamente e riportato a quello che era, insomma, i suoi fasti precedenti. Quello che racconta una facciata non sono solo quanto la storia aggiunge, ma spesso quanto la storia è capace di togliere. Qui vedete una lapide scalpellata, noi non sappiamo cosa racconta questa lapide, ci racconta che però qualcuno ha voluto nascondere volutamente un pezzo di storia. E adesso a Venezia con il Carnevale 2019 che prende ufficialmente il via oggi, è così Ilaria Marchiori? Buongiorno da Venezia, è tutto pronto per la grande inaugurazione del Carnevale che prende avvio ufficialmente proprio oggi e che vede al centro dei festeggiamenti la Luna in tutte le sue possibili declinazioni. A dare il via alla Kermesse, la prima parte della festa veneziana sull'acqua con il doppio spettacolo in Rio di Canareggio che parte alle 19, mentre domani mattina dalle 10:15 Venezia sarà animata dal classico corteo acqueo di maschere che si muoverà da Punta della Dogana fino alle acque del Rio di Canareggio. Lo spettacolo invece di questa sera sarà caratterizzato da giochi di luce, musica ed effetti speciali che poi accompagneranno gli spettatori in un viaggio onirico e cyberpunk. Per garantire la viabilità e la sicurezza in occasione degli spettacoli, l'amministrazione ha stabilito un piano della viabilità molto dettagliato.
La novità di quest'anno per quanto riguarda la circolazione pedonale, aveva spiegato il comandante della polizia locale Marco Agostini, è che l'Ista di Spagna sarà transennata in modo da separare i flussi nelle due direzioni di marcia ed evitare così i blocchi e le difficoltà che ci sono state l'anno scorso. E tra l'altro ricordiamo che saranno differenziati anche gli accessi che avverranno dal Ponte Solesine e da San Geremia per quanti arrivano dalla ferrovia, mentre da Piazzale Roma oppure attraverso il ghetto per chi viene da Rialto. I dati che arrivano dall'Associazione Veneziana degli Albergatori dicono tra l'altro che già questo fine settimana si presenta con presenze superiori al previsto. Abbiamo una percentuale di occupazione degli alberghi di circa il 90%, ha commentato il direttore dell'AVA Claudio Scarpa, che non ci aspettavamo e che ci fa già dire che per i prossimi weekend di Carnevale dovremo essere vicini al tutto esaurito. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, ma c'è anche la musica a Carnevale, gli appuntamenti al Gran Teatro La Fenice. La musica che abbiamo scelto è musica accogliente per lo spirito del Carnevale, pensando sempre che noi siamo un luogo di cultura, ma la cultura deve essere, non va mai vista con troppa soggezione, altrimenti poi dopo, come dire, rischiamo di ritrovarci con gli stati d'animo delle scuole quando dovevamo essere interrogati. La cultura è la cosa più vicina alla nostra vita, è la nostra vita di tutti i giorni. Al via la programmazione carnescialesca del Gran Teatro La Fenice, che per questa occasione propone due titoli di rara esecuzione del catalogo mozartiano, Il sogno di Scipione e Il re pastore. Entrambi i pezzi sono due pezzi del giovane Mozart, addirittura Il sogno di Scipione del giovanissimo, perché aveva 15 anni, qui ne aveva 18, ma comunque parliamo sempre di un giovane talento che in questa musica ci fa sentire tutta la vitalità rispetto a questo mondo del teatro musicale che lui stava esplorando. Poi sarà la volta di Rossini. Domenica prossima arriva l'Italiano in Algeri. L'Italiano in Algeri di Rossini, Gioachino Rossini, compositore legatissimo a Venezia, che a Venezia ha iniziato e finito la sua carriera italiana, la vede con l'Italiano in Algeri proprio del 1813, quando aveva 21 anni, vede proprio facciamo una produzione nuova di quest'opera che Rossini aveva scritto per un teatro veneziano nel 1813. Quest'anno non ci sarà il ballo della cavalchina, ma abbiamo 2 serate su Italiani in Algeri che continuano dopo lo spettacolo con un cocktail alle Sale Apolline. Le Sale Apolline che sono sempre state un luogo di musica, in passato anche di intrattenimento. È tutto per questa prima edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto tempo per lo più stabile, tuttavia al mattino non si escludono persistenti foschie e nebbie sulle pianure. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra gli 0 e 2 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 11 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà il sole a prevalere con il cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori. Non si escludono degli innocui addensamenti sulle coste. Temperature minime comprese tra 0 e 3 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 13 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate alpine meridionali, ma si dissolverà presto. Sul resto della regione invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra gli 0 e 4 gradi, massime oscillanti tra i 13 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.